c'ho paura, Agnelli, c'ho paura, facciamo che non la giochiamo, c'ho paura. Amici bellini, è una giornata di giubilo, è una giornata di grande felicità, mentre voi vi guardate il resto delle partite perché c'è il derby, la Sampdoria ha appena fatto il secondo gol sulla Lazio, roba clamorosa. Io invece sono al lavoro per voi perché vi devo fare questo post partita. Cominciamo. Allora, mi sembra evidente che il Napoli è in un momento di forma straordinario. Ora non sapremo se questo momento di forma può continuare per tutta la stagione. Certo è che le parole di Gattuso sono state chiare, voglio dire, lui voleva giocare, lui vuole parlare. Ovviamente il Napoli è in un momento delicato perché si fanno illazioni, allora noi cerchiamo di... È stato un momento delicato anche per noi tifosi, per noi appassionati di tattica e di calcio giocato, perché noi vogliamo andare a vedere Bakayoko come si inserisce negli schemi, se Osimhen funziona rispetto ad altri attaccanti con caratteristiche diverse. E il bello del calcio è proprio questo. Il Napoli però quest'anno ha una rosa completa e quando mancano Zielinski e Insigne, che sono due titolari inamovibili nello schema di Gattuso, e manca il primo sostituto di Insigne, che alla fine è Elmas, il Napoli dimostra che si può mettere in campo, e la squadra più forte del campionato, perché tutti l'hanno detto, è il momento migliore, l'Atalanta a punteggio pieno, l'Atalanta si conferma, l'Atalanta. Anche durante un 4-0 si diceva l'Atalanta. Atalanta. Il Napoli, magari, vogliamo parlare del Napoli? Mi sembra il caso di dare a Rino quello che è di Rino, di dare a questi giocatori quello che è di questi giocatori, perché l'approccio è stato straordinario. Subito si sono presi il pallone e come fai tu, Atalanta, se devi inseguirci a tutto campo, a continuare questo rischio dell'1 contro 1? Gattuso è stato chiaro. A me piace palleggiare, ma se stiamo 3 contro 3, 4 contro 4, io vado dritto. E hai anche i giocatori per farlo. Allora, la bellezza è proprio questa, è l'elasticità che noi da anni, perché purtroppo con Sarri, nel momento in cui Sarri trovò l'equilibrio col 4-3-3, quello era, poteva cascare il mondo, si sarebbe giocato sempre con il 4-3-3, sempre con quel tiki-taka che ci ha fatto divertire, mica lo rinnego. Però contro alcune squadre si sbatteva contro il pullman, altre volte arrivi sotto porta e non segni. In questo caso stiamo dimostrando la cinicità, ma non è nemmeno cinismo, cercate di capirmi, è la mole di attacchi pericolosi che alla fine ti fa dominare la partita, mette gli avversari sotto pressione. Tu vuoi accettare questa cosa? Gasperini, il coraggio, l'1 contro 1, possono subire un gol anche 2, poi te ne fanno 5, e no, devi prenderlo il pallone per farcene 5, se lo tieni tu e se li attacchi in continuazione, e se sei così frizzante in avanti, ma dove ti presenti? Allora non voglio ritornare sul discorso che il Napoli, se fosse andato a Torino, probabilmente avrebbe potuto fare una di queste partite qua, magari non con Bakayoko ma con Lobotka, ma alla fine quello era lo schema, quelli erano gli 11 iniziali, lo abbiamo predetto, lo abbiamo avuto confermato. Bakayoko che non giocava da tanto tempo, Gattuso gli ha dato fiducia, Gattuso lo dice, io litigo con i giocatori ma ci faccio anche pace. Gattuso guarda oltre sempre, ma sempre. Gattuso pensa al bene della squadra, mica al bene dei singoli. Però poi anche nei cambi mi dimostra che ci tiene alla calma di tutti, all'equilibrio di spogliatoio, e c'è un gruppo, ragazzi, che si adorano tra di loro, si vede, c'è un'armonia straordinaria che ricorda quello dei 91 punti, veramente. E Gattuso ha preso una squadra che era la squadra dell'ammutinamento, ricordiamoci, sono ancora tutti là. Chi abbiamo perso? Abbiamo perso Allan di quella storia là, gli altri si sono subito rimessi al lavoro, e bene. Ragazzi, noi siamo al punteggio pieno, ce lo tolgono il punto, ci fanno perdere, perdiamo il ricorso, ma a me che me ne fotte, ma veramente, ma che me ne fotte. Tra l'altro quel pezzo che così, sono degli amici miei che l'hanno prodotto,
il grande Peppe Folliero, poi questo poi è un altro discorso, è la musica che ogni tanto entra da dietro. Andate a seguire tutti gli altri canali di Valerio Fluido da New York, ma la bellezza è proprio questa, è che tu, Ospina, con calma, sì, un po' di fazzolettino, però va bene, ormai ci siamo abituati. Di Lorenzo in crescendo, grande partita, Costa Curta che dice ma come sono stati bloccati i terzini, è la prima volta che non ho visto i terzini che attaccavano. Guardi, stai affrontando l'Atalanta, le preventive dove le mettiamo? È ovvio che devi stare un pochino più bloccato, e Yusai ha fatto la stessa ottima partita che ha fatto Di Lorenzo, guardando, ma anche tenendo in apprensione il De Paoli che era là. Noi ci aspettavamo Atebor, invece no. E qualche discesa l'ha anche fatta, si giostrava bene, si alternava con Koulibaly, Manolas ha fatto anche lui un'ottima partita, molto attento, e si doveva gestire lui Zapata, quindi non era facile. Il Gomez a tutto campo, qualche spunto, ma poi si è perso perché i due grossi, Fabian e Bakayoko, hanno giocato benissimo a livello di posizioni preventive, hanno chiuso le linee di passaggio, quindi non potevano essere pericolosi più di tanto, veramente, veramente. E quindi la soddisfazione più grande è vedere il play Fabian che comunque rincorre e si propone anche, perché ricordate, parentesi tattica, nel 4-2-3-1, quando sei in fase di attacco i due si devono mettere in verticale, devono fare così, e quindi garantiscono i triangoli, le possibilità di triangolazione. E poi la verticalità. Se Bakayoko recupera subito palla e la appoggia semplice, Fabian può verticalizzare. Se la appoggia a Mertens può verticalizzare. Lozano non lo prendi più. Lozano punta l'uomo e lo punta anche bene, fresco, è imprevedibile. L'imprevedibilità. Anche Politano ci è sembrato veramente in palla e ci è sembrato in grado non di fare sempre la stessa cosa, ma anche di puntare verso la linea del fondo per fare qualche cross, per lasciare la sovrapposizione di Di Lorenzo. Che dici, Costa Curta, che Di Lorenzo si è proposto, lo stesso Yusai quando Osimhen gli ha fatto il taglio dall'altra parte, stava quasi arrivando al tiro un'altra volta, qua facevamo fare gol Yusai un'altra volta. Ragazzi, ma che state dicendo? Ma che volete dire? Ma smettete, disonesti di Sky, siete disonesti. Noi ci dobbiamo fare la nostra televisione, voglio fare l'inviato per il Napoli, non me ne frega proprio. Mamma mia, che bellezza, 4-0 nel primo tempo. Il gol della bandiera, fateglielo fare. Mi dispiace, però non fa niente, noi dovevamo rilassarci un attimo, provare altre cose, far sgambatura a Malqui, a Gulam, va bene così, è rientrato Demme, Lobotka, oppure si è sembrato veloce di pensiero, va bene così, e ha segnato Osimhen. Dite che era colpa di Sportiello, va bene, ma quello ha preso la palla, si è girato e ha tirato a porta, e ha visto la porta, e non prendiamo il palo, prendiamo la porta. Quanti gol abbiamo fatto fino a mo'? 6 contro il Genoa, 4 contro l'Atalanta e 2 contro il Parma. Ditemi voi, se questo Napoli aveva paura di andare a Torino, se questo Napoli ti aveva telefonato perché la paura, c'ho paura, Agnelli, c'ho paura, facciamo che non la giochiamo, c'ho paura. La perdiamo sul campo e fate più bella figura, facevate più bella figura, conveniva pure. Dice vabbè, non ti preoccupare, adesso chiamo io la Lega che ho degli amici in Lega, rinviata, meglio così, c'è pericolo, il famoso focolaio di Genova, meglio rinviarla, siamo tutti più tranquilli, fatevi la nazionale con calma e poi vediamo dove inserirla. Siete disonesti, mi sono scocciato di parlarne, ma la risposta del Napoli in campo è stata quella che tutti noi desideravamo ed è una soddisfazione straordinaria, veramente godo come un riccio, è chiaro? Ora, questo video è di appendice alla reazione che credo voi abbiate visto se non andate a vedere, perché amore! Il nuovo tormentone sarà probabilmente amore! Voi siete gli amici bellini, ma il Napoli è l'amore, e quindi, anche se sono nelle altre stanze, non fa niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci sono grosse novità che io vi sto mantenendo perché piano piano le svisceriamo, quindi voi se mi seguite e vi iscrivete al canale, a parte la giveaway che avverrà tra poco, ci sono altre novità che scoprirete mano a mano. Io so quelli che seguono dall'inizio, poi ci sono persone nuove a cui do il benvenuto e va bene così. Il Napoli distrugge l'Atalanta, Gattuso distrugge Gasperini. Questi sono i titoli che devono succedere domani. Dopodiché adesso
L'Inter sta perdendo contro il Milan, dobbiamo vedere finire, e poi c'è l'altro derby, Crotone-Juventus, e vediamo come va a finire. Non lo so, potrebbero succedere delle sorprese, no? Vincono. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.